Ciao amici di Archeosarrabus, oggi siamo con questa giornata ventosa, siamo ospiti dell'amico Emanuele che ci sta portando a vedere. Oggi vedremo due siti, Nuraghe e Monte Ida, siamo quasi arrivati, e poi scenderemo giù a vedere un sito che sicuramente è pre-nuragico che abbiamo ribattezzato Nuraghe Bronkumau. Va bene, vediamo se riusciamo a arrivare. Se non vogliamo prima. Allora, Nuraghe Monte Ida è censito, è presente nei censimenti, dal nome sicuramente rappresenta qualche insediamento interessante. Adesso andiamo a vedere cosa rimane. Siamo quasi arrivati. Allora, già cominciamo a vedere un po' di crollo, di materiale di crollo. Queste pietre sicuramente sono riferibili all'insediamento che non è molto distante da qua. Allora, come da tradizione non azzecchiamo la prima, ci tocca scendere e circumnavigare queste siepi del Vigo Morisca. Come potete vedere il sentiero è molto agevole. Tu dai. Allora, questa qui è, diciamo, una delle vie più complesse, ma riusciamo a passare ovunque, dai. Ci siamo? Sì, ci siamo. Un grummino di argilla. Siamo già sul Nuraghe? Giusto, siamo già sul Nuraghe, sì. Vedete qua un reperto, un paleolitico moderno. È rimasto questo palo. Guarda un pezzo di muro qua. Ah, guarda anche qui comunque, Marco. Fusione? Sì. Eia. Sì, guarda. Quella è terracotta, vero? Questa è terracotta. Questa Sì, sembra un po' ferrosa. quello che abbiamo visto anche da altre parti. Questa era, vedi? Eh sì. Qualche vasella appoggiava in terra il piedino di una scodellina. Infatti è questo il muro più intatto almeno. Vedi? Qua si vede molto di più. 3 filari di pietre. Questa sicuramente era, vabbè, la torre principale. Perché Monte Ida? Perché qua sopra sicuramente a Bidda non ci poteva essere. Sì, però come dice Emanuele, qua giù poi c'era tutto l'insediamento sia di Sant'Aleni che tutto l'insediamento medievale di Bidda e Maiori, era sempre qua giù, quindi può darsi che, però è lontano, cioè che sia questo. Perché per esempio Monte Ida qua e non lì in quelle punte dove che è molto più vicino alla. Quindi o c'era qualcosa qua, anche perché Bronkumau non è questa cima che c'è qui, è dopo. Stiamo scendendo perché comunque a parte il vento fortissimo, che la vegetazione qui è molto fitta, quindi ci impedisce di dare una lettura approfondita del sito, quindi adesso scendiamo, facciamo tutta una cosa unica e andiamo a vederne un altro, come dicevamo, Bronkumau, che non è censito, non conoscevamo e ce l'hanno fatto conoscere i Merisi de Umu, che oggi ci stanno gentilmente ospitando. È un sito, come vedrete, molto molto interessante, quindi non vi salutiamo ancora. Andiamo. Indiana Jones ci fa un baffo, ci fa Monte Ontroci.
Marco, qui possiamo iniziare già con le riprese perché ci sono i primi segni dell'insediamento. Guarda questo muro qua, ma la cosa curiosa è quello che c'è qua dietro. Però casti a gusto. Guarda questo buco, Marco. Vieni sotto. fai una ripresa qua per capire la dimensione. Io sono 1,82, quindi da terra più tutte le braccia sono almeno 70 cm. Quindi 1,82 più 70? Più 70. Quindi No, 2,50. Una cinquantina. Insomma, quindi oltre i 2 metri sicuramente. Dimmi amore. Pietre piccole. Continuiamo qua nell'esplorazione. La terra è pieno di pietre e continua questo muro. E guarda qua che passaggio! Eccolo! C'è proprio un passaggio, ma non è che c'è. Fammi passare un attimo, Marti. C'è anche un po' più avanti. Sì, ma questo è potente. È una nicchia. E poi vedi qui che sta questo E c'è un angolo. passaggio, verso quella. Magari c'è un corridoio sotto. E Aia. poi vedi che fa questo angolo e qui c'è questa... Una nicchia? Anche no, qua, sembra no. come se ci fosse qui tipo... Vedi, una... E qua è crollato. Qua. Che adesso noi saliamo qua sopra, perché qua sopra c'è il resto probabilmente del nuraghe, perché è questo ambiente, questa struttura a andamento circolare, ne rimane veramente poco qua sopra. Allora, Che è più importante, il muro di recinzione? no, ma la roba più importante è lì, Marco. Qua siamo in periferia, vedi? No. Vedi? Qua probabilmente c'era una torre. Bisogna capire se poi questo con quello sono dello suo periodo. Oppure... Sai cosa mi ricorda? Otigedo, tu che sono passato anche l'altro ieri, anzi ieri, cioè pieno di queste rocce granitiche con fori e questi muri indefiniti, con le rocce molto grosse. Marti, ci puoi mettere un attimo la mano per far capire quanto è grande quella roccia? Sì, è una di quelle. Veramente possente. dietro è fatto tipo a ripiani. Però ti voglio portare lì, Marco. Qua non finisce mai. Qua non Guarda anche qui, pezzi di muro. Questo era tutto, guarda qui. E poi questo, strano perché fa questa curva. Posso dirlo? Mi sono innamorato di questo. Oh, capisci tu quando Martino ti dice Marco, devo far vedere un posto che ti innamori. Allora, qual è l'altra cosa fighissima di questo posto? Su questo costone, praticamente c'è un precipizio qua dietro e hanno costruito un muro. Però guarda qua la particolarità, sembra che qua ci fosse un ingresso. Vedi il muro, fa così, continua lì dove c'è Emanuele, guarda. Gusta, continuava così. Di Aici, noi, c'è arrivato a Vincenzo. Quello che c'è lì dietro è su quel beccio. Sì, probabile che fosse qui allora, guarda. Allora, andiamo, perché qua giù poi... Verda. Prego. Guarda anche qua giù, tutto giù. E vedi anche lì ci sono, sicuramente c'era muri anche là, perché poi su è piano, siamo saliti. Sì. Bene ragazzi, abbiamo concluso questo tour. Intanto ringraziamo Emanuele e la famiglia Conto per averci ospitato, sempre molto gentili e disponibili. Marco, cosa a dire? Volevo ringraziare anch'io perché è stato veramente
un tour purtroppo rapido, però veramente di intensità. Devo dire, ha soddisfatto tutte le mie esigenze dal punto di vista dei fori, dal punto di vista delle pietre, quindi non solo pietre ma tanta roba. Quindi vi invito a lasciare un commento sotto il nostro video e salutiamo e alla prossima con Archeos Arrabus. Ciao, ciao. Emanuele, ciao a tutti.